Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, presento subito gli ospiti, innanzitutto, che ci hanno raggiunto nel frattempo durante la pubblicità. Presentiamo alla mia sinistra abbiamo Paola Ghidoni della Lega, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie di essere qua. Al suo fianco Piero Cecchinato di Più Europa, buonasera Cecchinato, buonasera. Grazie anche a lei. Al suo fianco Claudio Gori di Fratelli d'Italia, buonasera Gori anche a lei. E al suo fianco Vittorio Ivis del Partito Democratico, buonasera a voi. Allora con voi parleremo ovviamente di quello che sta succedendo a Roma, a Montecitorio e a Palazzo Madama, cercheremo di capire quali sono gli sviluppi, però come sempre anche per la nostra seconda parte di trasmissione abbiamo una ricorrenza storica che vogliamo appunto proporvi e ve la propongo intanto con la sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 19 marzo 2002. Le nuove Brigate Rosse uccidono Marco Biagi, docente di diritto del lavoro. Viene assassinato davanti alla porta di casa, nel centro di Bologna. Allora, questa è la ricorrenza che vogliamo proporvi questa sera. Marzo è un mese che è particolarmente, come dire, intenso. L'omicidio di Marco Biagi arriva, come avete sentito, nel 2002 ad opera delle nuove Brigate Rosse. Di Brigate Rosse abbiamo parlato la settimana scorsa, parlando anche di Aldo Moro. Brigate Rosse che tornano dunque in azione nel 2002 e noi ricordiamo Marco Biagi proponendovi questa intervista al figlio Lorenzo in questi giorni delle commemorazioni. Sentiamolo. Non provo odio nei confronti di nessuno, neanche degli assassini di mio padre, però ovviamente non li perdono neanche. Sulla mancata scorta penso che il fatto che gli sia stata tolta senza motivo o comunque con una grande sottovalutazione del pericolo sia una cosa molto grave e ovviamente spero che questo non capiti più ad altre persone, altre figure come lo era lui. Lui aveva scritto questo libro bianco sul mercato del lavoro nel 2001 e da lì poi sono partite tutte le riforme del lavoro di questi anni, ultima delle quali al Jobs Act, che si sono profondamente ispirate al libro bianco sul mercato del lavoro e alla legge Biagi appunto del 2003. Il monopolio della parola di certo non lo dovrebbero avere loro, non lo vogliamo avere noi vittime, ma non lo dovrebbero avere di certo loro che sono solamente degli assassini, dovrebbero solamente tacere e basta. Ecco, un'intervista nella quale il figlio di Biagi affronta alcuni temi importanti, chiaramente in apertura il perdono, ma poi anche quelle che sono state al centro delle polemiche di questi giorni, cioè le dichiarazioni di alcuni brigatisti, nella fattispecie, nello specifico quella della Balzerani, appunto, che ha parlato anche del mestiere della vittima, diciamo così. Ma non so, Piero Cecchinato, inizierei da lei per un breve commento alla figura di Biagi, come abbiamo sentito, anche precursore o anche comunque ispiratore di alcune riforme che poi sono state messe in cantiere. Marco Biagi ha anticipato sicuramente i tempi. A lui dobbiamo le intuizioni sulla delocalizzazione delle trattative nel mondo del lavoro, aver pensato a delle trattative che devono svolgersi in sede aziendale, in sede locale piuttosto che in sede nazionale. Assolutamente inaccettabile quello che abbiamo visto in settimana. Tu hai ricordato le dichiarazioni di Barbara Balzerani. Io mi sono chiesto cosa dovrei dire ai miei figli. Io dovrei verosimilmente dire che per le cose in cui credo noi dovremmo lottare perché la libertà di parola sia assicurata a tutti, ma poi quando questa libertà di parola viene abusata, quando in nome della libertà di parola si calpesta la memoria delle stesse vittime di chi parla, io dovrei dire assolutamente la cosa è inaccettabile, questo è un abuso. Barbara Balzerani dovrebbe ringraziarci per una legge che è la legge Gozzini,
che le consente oggi di stare in libertà vigilata nonostante la condanna a 6 ergastoli. Lei che cosa ha detto? Ha rivendicato la libertà di parola per sostenere che le vittime non possono avere il monopolio della parola e che non possono fare le vittime di mestiere e di professione. È un'espressione veramente inaccettabile, per quanto mi riguarda incomprensibile. Per me è semplice, la Balzerani è stata dalla parte sbagliata della storia, è sempre stata dalla parte sbagliata della storia. Biagi era dalla parte giusta, ha anticipato i tempi, figure come lui, prima di lui D'Antona, Pietro Ichino, che per fortuna, per fortuna è vivo, ancora, certo. Sono figure che hanno cercato di governare i cambiamenti, di comprendere e governare i cambiamenti del mondo del lavoro. Certo, Vittorio Rivis. Sì, faccio anch'io la stessa riflessione per quanto concerne la Balzerani. Credo anch'io che sia stato indiscutibilmente un precursore, Marco Biagi. Onestamente, riflettendo su tutta la vicenda, non posso nascondere che però quello che non vorrei che oggi, alla luce del tempo che è trascorso, ma anche delle polemiche che rinascono, non rimanga al centro dell'attenzione, però è stato come e perché è avvenuto questo omicidio, questo atto terroristico. Ed è avvenuto perché questo giuslavorista non era scortato, mentre lo era stato, tra l'altro fino a poco tempo prima, ma si reputava che fosse fuori, diciamo, da evidentemente il pericolo. E ci sono tra l'altro nelle memorie, poi su questo mi pare che sia anche stata riaperta un'inchiesta, perché c'è tutto, diciamo, una commistione tra politica, servizi e appunto il terrorismo, però ci sono delle memorie nelle quali, insomma, si dice sostanzialmente che se non ci fossero delle memorie dei terroristi, se ci fossero state anche solo 2 persone, le BR non avrebbero probabilmente saputo far fronte, data la loro disorganizzazione, a un attentato di questo genere con altre persone armate che, insomma, si ponevano a difesa. Credo che quindi questo debba anche ricordarci in tempi quali sono quelli di oggi, abbastanza combattuti e discussi almeno verbalmente, dove la violenza si esprime sicuramente con le parole e anche attraverso i nuovi canali come i social, ad avere attenzione nei confronti dei soggetti che vengono coinvolti, che a volte magari non ci sembrano deboli, ma che potenzialmente lo possono essere. Certo, ecco, in proposito è intervenuta anche la figlia di Aldo Moro, come si dice, Maria Fida Moro, appunto, che ha risposto con un video che ha pubblicato in rete, appunto, a quello che diceva la Balzerani. Sentiamola. Che palle il quarantennale, lo dico io, che non l'ho provocato e l'ho subito e che ho il titolo per dirlo, per la semplice ragione che il quarantennale mi dà dolore e io posso dire che palle il quarantennale, ma la signora Balzerani non può dirlo perché lei è tra coloro che l'hanno provocato e quindi si tiene i risultati di quanto messo in atto. E aggiungo, se il suo desiderio di andare in una prestigiosa spa all'estero si dovesse realizzare, cosa possibilissima dato che siamo in un mondo degradato, folle e abbastanza demente, lei porterebbe con sé la sua coscienza e anche se non riconosce di avere niente di cui pentirsi, le peserebbe sempre sul cuore il macigno di cui cerca di liberarsi dicendo queste cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi io le auguro di realizzare il suo desiderio, ma servirebbe solo a provare che lei ha torto e io ho ragione, perché il dolore, chi lo conosce, non si permette mai di crearne di aggiuntivo ad altri. Io credo che la loro parte è stata fatta e forse un sano silenzio sarebbe la cosa migliore per loro, per noi, per questo ex paese, per tutto. Ecco, queste le parole di Fida Moro. Paola Ghidoni, allora abbiamo sentito le parole di 2 figli, di 2 vittime delle Brigate Rosse in 2 tempi completamente diversi, ma che comunque hanno commentato, diciamo, quello che è stata l'esposizione mediatica poi degli autori di queste stragi. Questo è stato oggetto appunto di molte polemiche. Sì. Sì, beh, sono d'accordo anch'io con quanto è stato detto finora. Sicuramente dare spazio a dei terroristi, anch'io non sono assolutamente d'accordo.
e per quel che riguarda poi il tema Marco Biagi, il tema del diritto del lavoro, tra l'altro è un tema delicatissimo, un tema particolarmente delicato, e ogni qualvolta c'è qualcuno che studia per comunque fare dei cambiamenti sul tema del diritto del lavoro, c'è sempre qualcuno che si oppone, proprio perché è un tema estremamente delicato, e quindi fa abbastanza pensare che un giusto lavorista che stava proprio lavorando su un progetto di questo tipo non avesse una scorta, mentre ce l'hanno altri che forse magari potrebbero farne a meno, e questo fa stare veramente male in uno stato di diritto. E poi che nei giorni della memoria venga dato spazio a chi questo lo ha provocato, anche a me fa star male come cittadina, ecco. È giusto Certo. ricordare, bisogna continuare a ricordare, però io non lo farei dando spazio a queste persone, ma invece sicuramente ai figli, a chi ha sofferto, perché è giusto che continui a manifestarlo, altro che vittime di professione. Devono dire quello che è successo, e lo devono dire con la loro voce, perché è giusto che tutti sappiano e che le generazioni future sappiano. Certo. Claudio Gori, lei fa anche il giornalista, o comunque l'informatore, diciamo, anche online. Ecco, come giudica, diciamo, quello che è stata questa, come dire, sovraesposizione, no? Che non sono solo le parole della Balzerani, che sia ben chiaro, ma anche altre. Allora, in questo periodo noi assistiamo a tante sovraesposizioni, che inizialmente magari alcuni pensano di poter controllare, lasciando libertà d'azione, senza considerare che poi magari ci possono essere dei risvolti che sono quelli violenti. Noi possiamo fare anche un confronto alla larga, ovviamente, tra Moro e Biagi. Quando sono intervenuti in modi estremamente violenti con l'uccisione delle Brigate Rosse, nel momento in cui prevedevano o intuivano un forte cambiamento sia sociale che lavorativo. Se prendiamo in considerazione Marco Biagi, la legge Biagi praticamente ha sconvolto il lavoro all'epoca iniziale interinale, riproponendo sotto varie formule il lavoro intermittenza, il lavoro a chiamata, praticamente il lavoro dell'interinale, richiamiamolo così, odierno. Non solo, ma ha messo i bastoni fra le ruote ai sindacati. I sindacati dal 2002-2004 hanno iniziato a perdere potere nei posti di lavoro, e dovendo trovare l'estremismo nella protesta hanno proceduto a vili uccisioni. Prima di Biagi è stato ucciso D'Antona, e la pistola risulta la stessa arma che ha ucciso anche D'Antona, e si uccide in un modo vile. Biagi, se non sbaglio, stava tornando, era arrivato a Bologna alle 8 di sera perché era un docente di economia a Modena. Ha chiesto più volte la scorta gli è stata negata, è stato minacciato più volte, ha richiesto la scorta, e se non sbaglio fu proprio Scajola e qualcun altro che la negò. Detto questo, poi venne ucciso. Nello stesso modo si è intervenuto con Aldo Moro, perché stava sconvolgendo un attimino il panorama, questa volta politico, italiano. Si pensavano DC che si avvicinava alla sinistra, poi che sia vero del tutto in parte. Fatto sta che queste azioni violente, volendoci allargare con i paragoni, sono partite da Padova, con l'uccisione di Mazzola e Girallucci in via Zabarella. E Padova è sempre stato un laboratorio in tutti i sensi, pacifici, anche politico. Ora io assisto a nuove azioni padovane che portano a pensare che, insomma, qualche momento un pochino pericoloso stia giungendo di nuovo sulle cronache. E concludo, questo dare spazio mediatico sui giornali, sui telegiornali, ma anche in alcuni incontri a brigatisti che rimangono terroristi, perché non c'è decennio che possa perdonarli, non c'è decennio che possa cancellare le loro uccisioni,
Beh, questo dare spazio in modo eccessivamente mediatico ho paura che poi possa creare una ipotetica emulazione che poi potrebbe innescare una miccia che sarebbe difficile spegnere. Certo. Ermanno. Io ricordo una frase del professor Bettiol che diceva che le carceri non rieducano per la loro conformazione, ma perché determinate persone hanno preso determinate decisioni e hanno maturato un proprio io, un proprio ego che le ha portate a determinate conseguenze. Credo che sia il caso della Balzerani. La Balzerani peraltro rischia abbastanza perché è diciamo che in libertà di prova, se va bene può guadagnarsi la libertà un po' alla volta, ma sicuramente questa frase non aiuta molto il suo futuro. La procura ha aperto un fascicolo, adesso vedremo la giustizia il percorso che farà. Quanto all'informazione, credo che l'informazione è una cosa molto delicata. Non è che parlare di una cosa lo possono fare tutti. Noi sappiamo che su internet ci sono le fake news, ma anche sui giornali ci sono. Quindi il giornalista, se è sensibile, sa cogliere una dichiarazione di questo genere e sa metterla nella visione giusta, perché comunque un delitto rimane sempre un delitto, al di là di quelle che sono poi le ideologie che possono essere contrastanti tra di loro. Di conseguenza, diciamo che andava detta in maniera diversa, anche se andava comunque detta, perché il celare una verità, una realtà, è sempre negativo per l'informazione. L'informazione deve essere data. L'informazione deve provocare le reazioni del pubblico e deve essere messo in condizione di poter pesare l'informazione e farsene un giudizio. E in questo senso diciamo che l'informazione è stata un po' carente, se non scandalistica, ma invece non si è ripercorso l'iter per cui le Brigate Rosse sono nate, sono cresciute e in quale contesto sono cresciute, e attorno a queste Brigate Rosse chi ci navigava, perché sono sempre dell'idea, allora ero giornalista e scrivevo appunto di questi fenomeni, lo sono tuttora, ma diciamo che allora scrivevo e facevo articoli, e che lo stupido del paese è sempre strumentalizzato, e questi sono stati gli stupidi dell'Italia che hanno preso, diciamo, per il verso sbagliato una realtà che andava comunque affrontata, ma non in quella maniera. E allora c'è da ripensare, e questo, se i giornali e noi naturalmente che parliamo di queste cose riusciamo a far capire alla nuova generazione che certe proposte tipo quelle della Balzerani o comunque gli omicidi politici non servono a nulla se non a creare disagio nella società, e invece è l'impegno quotidiano che conta nella politica, cioè non possiamo essere soltanto interpellati al momento delle votazioni, essendo così stuzzicati da 1000 proposte così, piacevoli, ma invece bisogna che ogni giorno il nostro pubblico e tutti quelli che leggono i giornali, guardano la televisione o vanno in internet, si creino un'opinione, e su questa opinione noi è la gente che deve educare la politica e non viceversa. Allora, andiamo un attimo in pubblicità e poi iniziamo allora il nostro confronto, la nostra analisi della giornata politica di quest'oggi. Inizieremo ascoltando le parole dell'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano. A tra poco.